Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo ad Alano di Piave, ai piedi del massiccio del Grappa. Faremo un percorso molto semplice e bellissimo, che si chiama Percorso Fontane. Si tratta di un percorso storico, perché passa per tutte le antiche fontane che fornivano l'acqua al paese. È un giro ad anello, lungo circa 12 km, e che passa per 21 fontane. Il percorso è perfettamente tabellato dall'inizio alla fine. Appena passato il ponte sul torrente, ecco la fontana numero 4, la fontana del Molinone. In questo punto abbandoniamo la strada che porterebbe in cima al Monte Tomba. Fontana numero 5, la Fontana delle Marche. Eccola qui, questa è la fontana numero 7, la fontana della Calonega, ed è una delle più grandi e anche più importanti di tutto il percorso.
Stiamo attraversando un tratto molto suggestivo, costeggiando il torrente. Siamo arrivati alla fontana numero 8, la fontana de Val de Coll. Questa è molto importante perché fa da punto di riferimento per chi volesse accorciare il percorso andando su per di qua, accorcia di un paio di chilometri, mentre noi invece ovviamente facciamo il percorso integrale da quella parte che è un po' più lungo. Anche perché, accorciando da questa parte, si taglierebbero fuori ben 6 fontane. Siamo arrivati alla fontana numero 13, la fontana del Pianar Alto. Una curiosità: poco più indietro c'è un'altra fontana che ha lo stesso nome inciso sul cartello, fontana del Pianar Alto, ma sulle carte ufficiali del percorso, quella più sotto, è indicata semplicemente come fontana del Pianar. No.
Tratto esposto, finito! Il percorso fontane prosegue da quella parte, ma noi facciamo una brevissima deviazione di 150 metri verso il panoramico Oratorio di San Lorenzo. Eccoci alla Fontana de Cortes, che è leggermente fuori percorso. Curiosa l'indicazione su un secchio per arrivarci. Ecco, se vuoi lasciare un commento, lo metti qui dentro. Chiudi, va. Questa fontana ha un nome un po' curioso, perché si chiama Fontana del Pis des Morts, perché qua sopra c'è il cimitero. Ci sono gli scalini?
In questo momento ci troviamo molto vicini alla chiesa di Alano di Piave e infatti il campanile è qui dietro di me. Volendo, chi non se la sente più di proseguire può tagliare e tornare al punto di partenza. Noi invece proseguiamo con il percorso integrale perché ci sono ancora delle fontane da vedere. Oh, che bello! Siamo arrivati al bellissimo santuario di Tessere. Il percorso fontane adesso prosegue da quella parte e ne mancano soltanto 4. Mini presepe. Penultima fontana della giornata, la fontana di Colmirano, che infatti si trova nel centro dell'omonimo paese. Eccoci arrivati all'ultima fontana della giornata di oggi, la 21esima, la fontana del Lavagol. L'anello del percorso fontane si chiude a pochi minuti da qui al centro di Alano. Il percorso è stato piuttosto lungo, però non ci sono state particolari difficoltà e va catalogato come escursionistico. Il percorso è stato molto suggestivo e altrettanto interessante dal punto di vista storico e paesaggistico. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, grazie e alla prossima escursione con Antelacus.